15 gol negli ultimi 3 scontri diretti sono una grande garanzia di spettacolo. Quando si affrontano queste due squadre il gol è la normalità. I presupposti per un grande spettacolo ci sono, soprattutto perché siamo lontani da obiettivi di classifica. È il momento della foto di rito, di una foto collettiva che suggella il rapporto di amicizia tra due società. Amici sportivi, amici di Mondo Verde Azzurro, amici della pagina della Polisportiva Ossese, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro per la 13ª e penultima giornata del campionato di eccellenza regionale. Scendono in campo Nuorese e Ossese. Arrivano gli arbitri e tra poco si entrerà ufficialmente in campo. Noi ne approfittiamo per darvi le formazioni di questa sfida valevole, come detto, per la penultima giornata del campionato di eccellenza. Partiamo per dovere di ospitalità dall'Ossese, che schiera Mulas, Zinellu, Muresu, Casu, Antonio Cocco, Valenti, Contini, Saba, Chelo, Pintori e Sabino, a disposizione dell'allenatore signor Francesco Cossu. Foddai, Secchi, Fancellu, Ligas, Madeddu, Dettori, Canu, Gueli e Cherchi. La risposta della Nuorese è affidata a Trini Peana, Giuseppe Nurra, Corda, Lapia, Varrucciu, Giacomo Santoro, Pinna, Ragazzu, Cocco e Usai. A disposizione dell'allenatore signor Marco Sanna, Carta de Solis, Animo Bono, Luigi Nurra, Oggianu, Alessandro Santoro, Porcu, Manca e Piredda. Squadre al centro del campo per il sorteggio. Vediamo i due capitani che dovrebbero essere i due Cocco, Fabio Cocco da una parte e Antonio Cocco dall'altra. Nella classica maglia bianconera l'Ossese, pantaloncini e calzettoni neri. Nel classico verde-azzurro invece la Nuorese con pantaloncini blu e calzettoni verdi. Siamo pronti a iniziare. Ultimi cenni di intesa, ultimi controlli da parte degli assistenti. A dirigere le operazioni di gioco sarà il signor Andrea Pani di Sassari, assistenti Daniele Bognolo di Olbia, che opererà sotto la nostra postazione, mentre dall'altra parte Filippo Noschese di Oristano. Ultimi controlli, poi sarà fischio d'inizio. Il calcio d'avvio verrà battuto dalla Nuorese, che attaccherà da sinistra verso destra, scusate, rispetto al nostro punto di osservazione. Siamo pronti a partire. Ancora qualche secondo. Ultimi cenni d'intesa. Partiti. Nuorese che manovra dalle retrovie con Trini, il suo lancio per Varrucciu, che si è portato in avanti a sfruttare i centimetri, mette fuori la difesa dell'Ossese, prova a ripartire per la squadra bianconera Contini, e lui il capitano e non Antonio Cocco, allarga sulla sinistra dove c'è Saba che viene inseguito da Peana. Il contrasto, alla meglio il giocatore della Nuorese, quindi Santoro a perfezionare il disimpegno per Varrucciu, all'indietro per Trini, l'errore di Varrucciu, subentra nell'azione, se non andiamo errati, il numero 11 Sabino, che tocca per Contini, all'indietro per Sabino. In questo momento si trattava di Chelu invece per quanto riguarda l'Ossese, che riparte dalle retrovie con Zinellu. Zinellu gioca per un compagno, la verticalizzazione per Chelu, posizione di fuorigioco. Dobbiamo ancora memorizzare i giocatori dell'Ossese. La giocata di Zinellu in collaborazione con Pintori, la verticalizzazione per Chelo, pescato in fuorigioco. Riparte la Nuorese con Nurra, da questi a Varrucciu, da Varrucciu alla Pia, il tocco all'indietro per Trini, Trini per Corda, ancora Trini sulla Pia, gioca corto ancora la Nuorese, che prova a ripartire dalle retrovie con Varrucciu. Lancio lungo di Varrucciu, cercare Pinna, chiude la difesa dell'Ossese, ma riparte Corda che serve Ragazzu, spalle alla porta, gioca su Usai, da Usai a Corda, perde l'attimo Corda, subentra nell'azione Saba che viene messo giù, non c'è fallo, quindi Cocco apre per Ragazzu, posizione irregolare del cannoniere della Nuorese. 10 gol per Mauro Ragazzu in questo
mini campionato, 6 su calcio di rigore, ma comunque una presenza costante nel tabellino, quella dell'attaccante di Quartu Sant'Elena. Ha segnato quasi tutti i gol della Nuorese in questo mini campionato, fatta eccezione per il secondo gol contro la San Marco a Semini, realizzato invece dal capitano Fabio Cocco. Intanto prova a ripartire dalle retrovie l'Ossese, anticipato Chelo dall'intervento di Varrucciu, che poi prova la sventagliata in avanti, fa buona guardia per la squadra ospite Antonio Cocco, il suo lancio lungo ancora su Varrucciu, quindi Pinna gioca su Usai, prova a lanciarsi nello spazio Usai, inseguito da Casu, va via Usai che mette il pallone al centro, troppo sul portiere, fa buona guardia Mulas che abbranca la sfera in presa e poi osserva il piazzamento dei compagni. Primi 3 minuti andati in archivio, risultato ancora di 0-0. Zinellu fa incontro Chelo, preferisce giocare sulla destra per Casu che dialoga con Pintori, chiuso dall'intervento di Nurra. Rimessa laterale in favore della squadra ospite, Ossese che ha conquistato il secondo posto in questo campionato alle spalle dell'Atletico Uri, confida nel ripescaggio la squadra del presidente Mentasti, anche se la decisione in corsa di dimezzare le retrocessioni dalla Serie D riduce le possibilità per la squadra bianconera, che per quanto fatto in questi ultimi anni meriterebbe comunque la considerazione della Lega Dilettanti per un eventuale ripescaggio. Tanto altra rimessa laterale per la squadra ospite sul pallone Casu sul settore di destra, si fa vedere Zinellu nelle vicinanze, poi opta per una battuta lunga nella zona di Saba, difende il pallone Saba che riesce ad andare via a 2 avversari, il cross da esterno troppo su Trini, buona l'idea, riparte velocemente la Nuorese ma è puntuale la chiusura di Muresu, inseguito poi da Santoro, non riesce a toccare per Chelo che in un primo momento vince il duello con Peana che da terra riesce a far ripartire la Nuorese, che con Cocco che supera la linea di metà campo e lancia Usai sulla sinistra, il cross di Usai troppo lungo, non ci sono maglie verde-azzurre a parte Mauro Ragazzu che è stato scavalcato dal cross, palla che finisce a fondo campo. Tentato la ripartenza in velocità la Nuorese, azione che non ha avuto buon fine, quindi Antonio Cocco gioca su Muresu, da Muresu a Contini che non riesce a tenere il pallone in campo e dunque ci sarà rimessa con le mani a favore della squadra verde-azzurra e Peana l'incaricato sul settore di destra. Peana gioca su Cocco, contrastato dal raddoppio di Contini, altra rimessa laterale in favore della Nuorese. Peana gioca lungolinea per Santoro, prova a saltare Muresu che fa buona guardia e protegge l'uscita del pallone, ci sarà rimessa da fondo campo. Dicevamo in apertura, partita che negli ultimi 3 precedenti è stata caratterizzata dai tanti gol, dall'exploit dell'Ossese nel girone d'andata dello scorso campionato, un netto 3-0 qui allo stadio Franco Frogheri. Nuorese che ha trovato poi la sua vendetta sportiva al Walter-Frauen nella gara di ritorno vinta con il punteggio di 4-2 e poi l'ultima sfida del girone d'andata giocata nella prima parte di questa stagione prima dell'interruzione, uno spettacolare 3-3 con la grande rimonta dell'Ossese nonostante la doppia inferiorità numerica. Intanto pescato in fuorigioco Saba, Trini porta il pallone fuori dall'area, si appresta a battere il calcio di punizione sulla Pia, pressato da Chelo che gioca su Peana, impreciso il passaggio del giovane difensore verde-azzurro Ossese che fa fruttare il suo pressing alto e guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco.
la batte Muresu in direzione di Chelo, da Chelo a Contini che tenta il destro a giro, anche qui non male l'idea, esecuzione però troppo distante dai pali della porta difesa da Trini, e Nuorese che proverà nuovamente a ripartire dal basso. Vediamo Lapia e Varrucciu all'interno dell'area di rigore, è alta la pressione degli attaccanti dell'Ossese, brividi per Trini che gioca su Lapia. Lapia porta palla e mette in movimento corda di prima intenzione per Fabio Cocco. Fabio Cocco pressato da Sabino, quindi Peana per Giacomo Santoro, chiama un fuorigioco che non c'è la difesa dell'Ossese che deve poi rifugiarsi su Mulas, da questi a Pintori. Pintori fa fuori Nurra, altro duello tra i due con Nurra che rimonta, Pintori si appoggia su Casu che va via a Usai, poi sbaglia il passaggio, intercetta tutto Pinna che lancia verso Ragazzu, addomestica il pallone Mauro Ragazzu, non riesce a evitare che questo esca oltre la linea laterale. Si riprenderà con una rimessa in favore dell'Ossese quando siamo al 9° minuto di gioco. Ancora reti inviolate allo stadio Franco Frogheri. Qui lo stop di Pintori che perde palla sull'intervento di Usai che lancia nello spazio Ragazzu. In solitaria Ragazzu contro Antonio Cocco, la finta di Ragazzu che si porta il pallone sul sinistro e batte Mulas sul primo palo. Ancora Mauro Ragazzu, 11° gol del Bomber, Nuorese in vantaggio al 9° minuto di gioco. L'azione in solitaria di Ragazzu che conferma il suo grande feeling con il gol, cambia il parziale qui al Franco Frogheri e trova il vantaggio la Nuorese dopo quasi 10 minuti di sofferenza. E continua ad essere one man show Mauro Ragazzu, Daniele il fratello, anche egli calciatore nelle file dell'Olbia. Dicevamo il monologo di Ragazzu, 11 dei 12 gol della Nuorese in questo mini campionato portano la sua firma. Ossese che adesso si riversa in avanti, ma Nuorese che gestisce in tranquillità questo pallone con Corda che gioca all'indietro su Trini. Lapia ancora su Trini, aveva chiuso la linea di passaggio Chelo, quindi si riparte da sinistra con Varrucciu, quindi ancora Trini, osserva il piazzamento dei compagni, poi gioca ancora a corto su Varrucciu che deve rifugiarsi ancora su Trini, la pressione di Chelo, ma Trini dimostra di saper giocare molto bene con i piedi. Nuorese che prova a ripartire con Fabio Cocco sul cerchio di centrocampo, appoggia all'indietro per Corda, quindi Cocco arretra per farsi dare il pallone dalla Pia, il lancio lungo di Cocco nella zona di Ragazzu, non si alza la bandierina del signor Bognolo, probabilmente perché Mulas è arrivato in anticipo. Attenzione qui a Pintori che manda a vuoto Nurra, Pintori entra in area di rigore, Nurra rimonta, gioco di gambe di Pintori che però non riesce ad avere la meglio sul raddoppio di Corda, quindi Usai gioca ancora su Corda per Giuseppe Nurra, ancora Usai sullo stretto la Nuorese, la pressione di Saba è efficace perché l'Ossese torna in possesso palla con Sabino, gioca su Contini, Contini ha la meglio su Corda, poi allarga a sinistra dove c'è Muresu, da Muresu a Sabino, la verticalizzazione di Sabino nella zona di Chelo pressato dalla Pia, deve uscire dall'area, giocare ancora su Muresu, da Muresu a Sabino, istituito il pallone al numero 11, quindi ancora Muresu al centro, fa buona guardia Varrucciu che mette fuori, Antonio Cocco in anticipo su Ragazzu, non perfetto il controllo che costringe l'esperto giocatore dell'Ossese ad arretrare e a giocare su Valenti, da Valenti a Zinellu ancora su Valenti, quindi Sabino pressato da Corda che gli tocca il pallone, lo riconquista Usai, meglio lo riconquista Usai che poi prova a giocare su Pinna, nel frattempo ha chiuso l'Ossese
che riparte con Muresu, da Muresu a Contini, toccato duro da Peana, calcio di punizione in favore della squadra bianconera. Va sul pallone Sabino, dovrà mettere un pallone al centro verso le punte, vediamo sia Saba che Chelo schierati al limite dell'area, arriva anche Contini, pallone nella zona di Chelo, la spizzata di Lapia che mette il pallone in calcio d'angolo, il primo della partita a favore della squadra ospite. Si dirige sulla bandierina Pintori. Pintori che è un mancino, tocca corto verso Saba, il gioco di gambe di Saba non abbocca Usai che poi finisce a terra, si prosegue per il vantaggio con Corda che lancia lungo dove non ci sono giocatori della Nuorese, c'è Valenti a fare buona guardia, quindi Mulas non controlla benissimo, poi rinvia nella zona di Pinna, mette in movimento Usai, c'è spazio per Usai a sinistra, entra in area di rigore Usai che si mette in proprio e trova l'angolino opposto, un grande gol di Federico Usai, 2-0 Nuorese al 14° minuto. Il gran gol di Federico Usai, il raddoppio della Nuorese. L'avevamo descritta come una possibile sagra del gol e ci abbiamo visto giusto, dopo un quarto d'ora 2-0. È l'Ossese che fa la partita, ma è la Nuorese che poi concretizza le sue ripartenze. Si riparte con l'Ossese che manovra. Antonio Cocco cerca Contini, cercava collaborazione con Muresu. Palla che finisce in fallo laterale, non ha fretta Peana che osserva il piazzamento dei compagni, poi gioca su Cocco, pallone di ritorno, quindi Peana il rinvio col sinistro, palla direttamente in fallo laterale. Intanto iniziamo a vedere movimenti sulla panchina dell'Ossese. 6 giocatori mandati a fare riscaldamento, non crediamo che ci saranno cambi così in fretta, però è indicativo forse dell'insoddisfazione di mister Cossu su un avvio che almeno dal punto di vista realizzativo, che poi è la cosa che conta di più, è assolutamente a tinte verde-azzurre. Parte l'Ossese con Zinellu che gioca su Antonio Cocco, avanza il numero 5 dell'Ossese che vede Chelo sulla tre quarti, Chelo invita Saba all'azione, il pallone di ritorno chiude Peana, quindi c'è ancora Zinellu che alza un campanile sulla pressione di Pinna, pallone che finisce in fallo laterale, il signor Bognolo assegna la rimessa all'Ossese, arriva Muresu, movimento di Saba, Muresu sceglie la gittata lunga per Chelo, controllato bene dalla Pia, raddoppio di Pinna, poi Varrucciu fa ripartire Santoro, Santoro si avventura in un dribbling su Muresu, resta in possesso palla, poi cerca Ragazzu che viene chiuso dalla chiusura in diagonale di Casu che poi prova a mettersi in proprio, raggiunge la tre quarti, tiro di Casu, palla sul fondo, non ha colpito bene l'esterno destro della squadra ospite. Riparte Trini, solito schema da ripartenza bassa con la Pia e Varruccio all'interno dell'area di rigore. Trini però sembra voler ignorare i due difensori, ha preso la rincorsa per il rinvio lungo, poi ci ripensa, voleva servire Varruccio, invece gioca sulla Pia, da questi a Peana, il pressing alto dell'Ossese, ma esce bene la Nuorese in questa circostanza con Peana
che tocca su corda, passaggio rischioso, non c'è fallo, arriva tardivo il fischio dell'arbitro a sanzionare l'intervento di Saba, ha rischiato la Nuorese in questa circostanza, si riprenderà con un calcio di punizione, non è d'accordo l'attaccante della squadra ospite, la Pia tocca all'indietro su Trini, Trini a Varrucciu, Varrucciu ancora per l'estremo difensore della Nuorese che gioca sulla Pia che adesso ha spazio per avanzare, fa incontro Ragazzu, riceve palla, poi è errata la sua sponda, quindi c'è Chelo, ha spazio Chelo che mette un corridoio per Saba che arriva sul pallone, intercetta Trini e poi la Pia evita guai alla sua difesa, anticipa un possibile intervento di Chelo e regala un calcio d'angolo all'Ossese, 19 primi e 2 secondi nel corso del primo tempo, avanti la Nuorese per 2-0 con i gol di Mauro Ragazzu al 9° minuto e il raddoppio di Usai al 14°. Tanto la traiettoria a rientrare di Pintori troppo lunga per tutti, la tocca Varrucciu e quindi altro calcio d'angolo sull'altra bandierina in favore dell'Ossese. Si dirige sul punto di battuta il capitano Contini. Altra traiettoria a rientrare, grappolo di uomini al centro dell'area, la battuta di Contini, quindi Cocco prova a stoppare il pallone, ci riesce, possibilità per un altro cross che arriva, se non andiamo errati, Nurra con il petto e poi perfeziona il disimpegno la difesa della Nuorese, sale la pressione degli ospiti che devono recuperare 2 gol. C'è Contini che tocca corto su Pintori, ancora Contini sbaglia il controllo e regala la rimessa da fondo campo alla Nuorese. Trini gioca su Nurra a sinistra, Nurra a Varrucciu, Varrucciu per Usai, scivola Usai, facilita l'intervento di Casu, quindi il contrasto tra Varrucciu e Chelo che finisce a terra, calcio di punizione in favore della Nuorese, si trattava di Saba e non di Chelo con il numero 8. Tanto rientrano in panchina i giocatori dell'Ossese. Mentre il solito Pintori che è chiamato a scodellare al centro, vediamo se adotterà questa soluzione o cercherà direttamente i pali della porta di Trini. Va Pintori a centro area, c'è il palo e poi il tap-in vincente di Valenti, riapre la partita l'Ossese, difesa verde-azzurra immobile, Valenti di testa ha colpito il palo al primo tentativo e poi è stato un gioco da ragazzi, ribadire alle spalle di Trini, 21 minuti di gioco, 2-1. Accorcia Valenti che riapre la partita e insomma non si smentiscono le sfide tra Nuorese e Ossese. Con tanti gol, adesso verde azzurri che manovrano con la Pia, da questi a Peana, Peana ancora per la Pia, stoppa il pallone poi lancia in avanti in netto anticipo Antonio Cocco su Ragazzu, quindi Corda, la sventagliata a sinistra per Usai che deve impegnarsi a rincorrere questo pallone, non ci riesce. Interessante comunque l'apertura di Corda che poteva scatenare una nuova ripartenza per la squadra verde-azzurra. Intanto manovra l'Ossese con Pintori, ci arriva Nurra che fa rimbalzare il pallone
su Usai, rimessa laterale per l'Ossese, lancio lungo a cercare Contini che nel frattempo si è spostato dall'altra parte, recupera la Nuorese con Fabio Cocco, pressato da Zinellu, deve rifugiarsi su Trini, il rilancio del portiere verde-azzurro a cercare Usai, corregge la traiettoria a caso in fallo laterale, sale Giuseppe Nurra per la battuta della rimessa, da Nurra a Pinna, ancora per Nurra, tenta il dialogo con Cocco, chiude tutto la difesa dell'Ossese con Pintori che lancia in avanti nella zona di Saba, chiudi Varrucciu, quindi la Pia per lo stesso Varrucciu, fa ripartire Nurra, da questi a Usai, da Usai a Pinna, Corda, verticalizza per Ragazzu, impreciso il passaggio ma sbaglia anche nel rinvio Valenti, restituendo palla alla Nuorese. Nurra all'indietro per Varrucciu, ancora all'indietro per Trini, lavoro di suola del portiere verde-azzurro che poi rilancia in avanti dove c'è Santoro, e in anticipo Santoro che di prima intenzione prova a mettere il pallone al centro, chiude Antonio Cocco e la Nuorese guadagna un calcio d'angolo. Soluzione Mancina a rientrare, si avvicina Usai sul punto di battuta, no, si tratta di Giulio Pinna. Salgono dalle retrovie centrali della Nuorese, tocca a corto Pinna per Peana, mette fuori la difesa dell'Ossese, poi Corda tenta la battuta al volo, respinta ancora una volta, quindi la pressione di Pintori su Corda e poi su Cocco che gira di tacco, Antonio Cocco mette fuori, Zinellu, attenzione perché si può distendere adesso l'Ossese con Pintori, gioca lungolinea su Contini, affrontato da La Pia, il pallone per Zinellu, il suo tiro viene ribattuto in calcio d'angolo. Tutta in velocità e in verticale l'azione dell'Ossese che guadagna un corner dalla bandierina di destra, 25esimo in corso allo stadio Frogheri, 2-1 in favore della Nuorese. Ragazzu e Usai e poi Valenti ad accorciare le distanze per la squadra bianconera. Adesso Pintori dalla bandierina, pallone al centro che supera il grappolo di uomini in area di rigore e finisce sul fondo dall'altra parte. Va a recuperare il pallone Trini, batte corto su Varrucciu, il lancio di Varrucciu viene intercettato da Sabino, Sabino fa ripartire nello spazio Chelo che trafigge Trini, ancora una volta si fa sorprendere la difesa della Nuorese, ristabilita la parità, 26esimo minuto di gioco, 2-2. E sicuramente il pubblico del Quadrivio e anche il pubblico a casa si starà divertendo nel vedere così tanti gol. Tutto da rifare, si torna in parità. Adesso Peana lancia a lungo per Santoro, mette a terra il pallone Santoro, affronta Muresu, si porta il pallone sul sinistro, lo mette fuori Antonio Cocco, quindi prova a ripartire Contini, chiuso da Corda, gamba un po' alta quella del mediano della Nuorese. Non c'è fallo, può ripartire dall'out l'Ossese con Muresu, che cerca Chelo contrastato dalla Pia, il raddoppio di Corda, protesta la Pia, forse l'intervento stavolta era sul pallone. Non dello stesso avviso il signor Andrea Pani, calcio di punizione per l'Ossese. Cocco batte lungo a cercare Saba che prova ad andare via la Pia, non c'è fallo,
recupera la Nuorese con Varrucciu, quindi Muresu in anticipo su Santoro, direttamente in fallo laterale. La rimessa è per Peana, gioca su corda, di prima intenzione nella terra di nessuno, anzi nella terra di Antonio Cocco, che lancia Pintori, Pintori si gira bene su Nurra, Pintori si accentra, la sua conclusione Mancina, palla sul fondo, buona l'idea del numero 10 dell'Ossese, ma conclusione troppo distante dai pali, dalla porta difesa da Trini. Il rinvio dell'estremo difensore della Nuorese, qui Valenti anticipa Ragazzu, quindi recupera Cocco, ma è stata segnalata la sua posizione di fuorigioco di rientro. Si riprende con calcio di punizione in favore della Nuorese. La Pia gioca all'indietro verso Trini, si ferma il portiere, osserva il piazzamento dei compagni, poi gioca corto sulla Pia. La Pia vede il movimento di Ragazzu e in anticipo Valenti che copre l'uscita di Mulas, che ha un po' rischiato di essere scavalcato dal pallone. Parte l'Ossese con Antonio Cocco, il suo lancio viene intercettato da Pinna, ma ancora ospiti in possesso palla con Sabino che allarga su Casu, va in pressione Usai, quindi gioca su Zinello, ancora per Casu, c'è spazio sulla destra, tenta il cross, chiude tutto Giuseppe Nurra, altro calcio d'angolo in favore dell'Ossese. Quando siamo arrivati alla mezz'ora, 29 minuti e 15 secondi, uno spettacolare 2-2 va in scena al quadrivio fino a questo momento, tanto Pintori alla battuta del corner, il cross a vuoto Trini, quindi ci arriva a corda, ma ha un'altra possibilità Contini, altro anticipo efficace stavolta di Nurra che lancia in profondità per Usai, fuori misura questo pallone, riprende Casu che attenzione scivola sulla sfera, poi riesce a rimediare al suo errore mettendo in movimento Muresu, quindi Chelo arretra sempre tra le linee per farsi dare il pallone, Chelo va via a Pinna, ancora Chelo contrastato da Usai, fallosamente calcio di punizione per l'Ossese. Si fa preferire nella manovra la squadra bianconera, non per niente parliamo della squadra seconda in classifica e dell'unica squadra che fino a questo momento è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote alla capolista e vincente di questo campionato, Atletico Uri, che al Walter Frau ha dovuto segnare il passo qualche settimana fa, Ossese che si è imposta per 2-1. Tanto Pintori mette il pallone al centro, Nurra alza un campanile, ci arriva Contini che tenta di rimettere subito il pallone in mezzo, il liscio, ma resta in possesso palla il capitano della squadra ospite. Ribattuto il suo tentativo di cross, ci sarà rimessa laterale, sul pallone arriva Sabino che lascia Contini, si avvicina a Pintori a ricevere al centro dove c'è Saba, tenta la sponda perché lo riesce a rinviare la Nuorese che adesso ha spazio per la ripartenza. Usai, Santoro lascia scorrere per Cocco, non sappiamo quanto volontariamente. Nuorese che riparte da dietro con la Pia, da questi a Pinna, Pinna per Nurra, ancora su Pinna, quindi Varrucciu, quindi la Pia gioca su Peana, Peana per corda, di prima intenzione per Santoro, non c'è fuorigioco, Santoro riesce a toccare per Cocco che va via Valenti ma non a Muresu, rilancia in avanti l'Ossese ma è perfetto
l'anticipo di Lapia in questa occasione. C'è Pintori in anticipo su Usai che riesce a toccare via il pallone ma non a togliere il possesso. Pintori lancia in avanti su Saba, il contrasto con Varrucciu, non c'è fallo, quindi Saba ancora contro Varrucciu, non c'è fallo neanche in questa circostanza. Riparte la Nuorese con Usai che gioca su Corda, pressato Corda, c'è Nurra, va a chiudere il passaggio su Trini, Chelo, Nurra è costretto al rinvio lungolinea, Pinna non controlla e ci sarà rimessa in favore dell'Ossese. Casu sul punto di battuta, Casu gioca su Chelo, pressato da Pinna, arriva il raddoppio anche Varrucciu e c'è calcio d'angolo, non è d'accordo il numero 24 della Nuorese Giulio Pinna. Per l'Ossese l'ennesima occasione dalla bandierina. Il solito Pintori va a sistemare il pallone sul punto di battuta, grappolo di uomini a centro area, parte la palla tagliata, la sponda, se non andiamo errati, di Valenti, troppo indietro per la corrente Saba, sfuma questa occasione per l'Ossese. E stavolta Trini sceglie la battuta lunga, palla che spiove dalle parti di Ragazzu, il duello con Valenti, pallone che scavalca entrambi i giocatori, arriva Antonio Cocco, lancia lungo a cercare Pintori, troppo lungo, palla che arriva dalle parti di Trini che mette in movimento Varrucciu, Varrucciu lancia a sinistra per Cocco, stoppa il pallone il capitano della Nuorese, c'è Usai nei paraggi, Cocco mette il pallone sul sinistro, tenta l'azione personale, viene chiuso dall'intervento di Casu, si ferma Casu e gioca su Valenti, da Valenti a Sabino, esce bene l'Ossese in questa circostanza con Zinellu che lancia lungolinea per Chelo, a grandi falcate si avvicina all'area di rigore Chelo che mette in movimento Zinellu, la chiusura di Lapia. Bella azione in contropiede questa dell'Ossese, ottima la chiusura di Lapia che resta a terra, toccato forse da Zinellu. Non c'è fallo, l'arbitro assegna il calcio d'angolo alla squadra ospite. L'arbitro intanto ferma il gioco per qualche trattenuta a centro area, va a redarguire proprio Lapia. Battuta di Pintori verso il centro dell'area, non ci arriva nessuno, Contini non riesce a tenere il pallone in campo e ci sarà rimessa da fondo campo per la Nuorese, Contrini che batte subito lungo a cercare Usai, chiude bene Zinellu, Usai di tacco a innescare Santoro, Santoro contro Cocco, Santoro mette il pallone al centro, respinge bene Cocco, quindi ancora Santoro, fa buona guardia a Cocco, poi Santoro controlla male e il centrale dell'Ossese riesce prima a entrare in possesso e poi a guadagnare la rimessa laterale. Lapia, anticipato Corda, ma Zinellu chiude in fallo laterale. Possesso verde-azzurro con Peana che gioca su Varrucciu, da questi a Pinna, si
Si è avvicinato Usai per ricevere, Pinna gioca in verticale per Cocco. Cocco allarga per Nurra che mette il cross di prima intenzione direttamente a fondo campo. Ha colpito male Giuseppe Nurra, nulla di fatto. 38esimo in corso al Franco Frogheri. 2-2 tra Nuorese e Ossese. Ai gol di Ragazzu e Usai rispettivamente al 9° e al 14° minuto hanno risposto Valenti e Chelo al 21° e al 26°. Tanto Santoro riesce a toccare per Pinna, da questi a Cocco, ma chiude la linea di passaggio Zinello che poi va a contrasto con Valenti. Nuorese che recupera palla con Usai che lancia Ragazzu nello spazio. Ragazzu il dribbling non riuscito, chiude bene Casu che lancia Pintori, Pintori salta netto, Pinna finisce a terra. Calcio di punizione per l'Ossese. Rimane a terra il numero 10 dell'Ossese. Casu lascia intanto a Valenti la battuta di questo calcio di punizione. Tocco per Zinello, ancora Valenti, pressato da Fabio Cocco. Il lancio lungo nella zona di Saba che riesce a stoppare per Pintori. Da Pintori a Chelo, il tiro finisce sul palo e poi Contini se la ritrova lì e non riesce a ribadire a rete. Occasionissima per l'Ossese per portarsi avanti dopo aver completato la rimonta. Vicino al 3-2, ancora infilata centralmente la difesa verde-azzurra. Stavolta non è fortunato Michele Chelo. Tanto Marco Sanna riprende la sua difesa. Abbiamo Varrucciu, la sventagliata a cercare Santoro. Prova a indirizzare verso Ragazzu di testa. Palla che finisce in fallo laterale. La rimessa è per la Nuorese. Valenti per Sabino, non riesce a liberare l'Ossese. Nuorese che torna in possesso palla con Usai. C'è dall'altra parte Pinna, riesce a mettere a terra il pallone Pinna. Il cross di prima intenzione e Nuorese che guadagna il calcio d'angolo sull'intervento di Valenti. Sulla bandierina di sinistra Fabio Cocco, altra traiettoria a rientrare. Vengono avanti stavolta i saltatori della Nuorese, vediamo la Pia e Varrucciu. La battuta di Cocco a centro aria con i pugni Mulas, quindi corda, alimenta l'azione per Ragazzu, posizione irregolare del numero 9 che polemizza con l'assistente Bognolo. Calcio di punizione dunque per l'Ossese. Lancio lungo in direzione di Saba, controlla, quindi riesce a scaricare per Muresu. Pallone di ritorno di Contini nella zona di Pintori, chiude Varrucciu. L'arbitro ravvisa un fallo precedente, dunque calcio di punizione in favore dell'Ossese. Siamo nei pressi del vertice sinistro dell'area di rigore. Ancora Pintori sul pallone, con lui c'è anche Sabino. Trini va a sistemare 3 giocatori in barriera. Poi Cocco si allontana proprio su indicazione del portiere.
La battuta di Pintori e ci arriva sul secondo palo. Dovrebbe trattarsi di Chelo. L'Ossese trova il nuovo vantaggio. No, si tratta di Saba. E l'Ossese trova il vantaggio. Chiude il cerchio la squadra bianconera con il gol del 3-2. Dopo un quarto d'ora sotto di 2 gol, la grande reazione della squadra di Francesco Cossu. Al 43esimo minuto di gioco, 3-2, sicuramente meritato perché l'Ossese stava sicuramente giocando meglio, ha creato diverse occasioni, ha anche colpito un palo qualche minuto fa con Chelo e adesso è la Nuorese che deve reagire, deve trovare una reazione per riportare in equilibrio il match. Santoro toccato da Zinellu, si prosegue per il vantaggio. Pinna apre nella zona di Usai che ha un controllo difficoltoso ma riesce comunque a tenere il possesso. Usai deve girarsi su Zinellu. La pressione del numero 2 dell'Ossese, Usai scarica su Nurra, da Nurra a Varrucciu, tocco all'indietro per Trini per la Pia, dalla Pia a Peana. Peana cerca Cocco, un controllo difficoltoso Cocco che poi perde palla sull'intervento di Zinellu e di Antonio Cocco. C'è il fallo del capitano della Nuorese, chiede l'ammonizione numero 5 dell'Ossese che non arriva. Intanto Cocco va a scusarsi con Zinellu. La polemica a distanza tra i due Cocco. E qui occorre l'intervento dell'arbitro a sedare un po' gli animi. Va a riprendere Antonio Cocco il signor Pani. Tanto la gittata di Antonio Cocco a cercare Chelo, invia la difesa della Nuorese, qui Pinna lancia in una zona dove non ci sono maglie verde azzurre. Sale la pressione della Nuorese con Cocco che va dalle parti di Mulas, il suo rinvio, arriva a Zinellu prima di tutti, quindi Pintori per Casu che lancia in avanti nella zona di Chelo, va a coprire Varrucciu, passaggio rischioso per Trini che comunque in anticipo su Saba. Il colpo di testa di Valenti, Casu tiene il pallone in campo, pressato da Usai, ancora Casu, gioca all'indietro per Valenti, suo lungolinea finisce direttamente in fallo laterale, rimessa per la Nuorese. Va rettificato il punto di battuta ma l'arbitro decide che può bastare così. Ci siamo divertiti senza motivazioni di classifica ma comunque una partita divertente qui allo stadio Franco Frogheri. L'Ossese la chiude in vantaggio per 3-2, break della Nuorese in apertura con Ragazzu e Usai. La reazione bianconera porta la firma di Valenti, Chelo e Saba. Un quarto d'ora di pausa e poi torneremo per il racconto del secondo tempo. Rientriamo per il secondo tempo qui dal Franco Frogheri di Nuoro. Tante emozioni e tanti gol nella prima frazione. Ossese in vantaggio per 3-2, un risultato maturato con una grande rimonta. La Nuorese aveva trovato il doppio vantaggio tra il nono e il 14° minuto con Ragazzu e Usai. La veemente reazione della squadra bianconera allenata da Francesco Cossu che ha trovato i gol di Valenti e Chelo per riequilibrare il risultato tra il 21° e il 26°. Poi dopo un'altra grande occasione per il centravanti ex Torres al 38° che ha colpito il palo è arrivato il gol del definitivo, almeno o meglio del parziale vantaggio
con il punteggio di 3-2 realizzato da Saba. Scherzavamo, ma neanche più di tanto, con i giornalisti della carta stampata sugli spazi e sulle battute in partite con tanti gol come questa, una sfida che sta rispettando la tradizione recente dei confronti tra le due squadre. Avevamo detto 15 gol nelle ultime 3 sfide, a cui si aggiungono i 5 realizzati nei primi 45 minuti di gioco. Tanto si riparte senza cambi, adesso è la Nuorese che manovra con Ragazzu, pressato da Valenti in maniera regolare, ancora Ossese in possesso palla con Sabino, pallone per Pintori sul settore di destra, Pintori lancia Casu sullo spazio, troppo lungo il passaggio con palla che finisce a fondo campo. Se ne va il primo minuto di gioco con il rilancio di Varrucciu nella zona di Fabio Cocco, fa buona guardia a Casu, ma intercetta Ragazzu che poi trova un buon corridoio per Santoro. Santoro entra in area di rigore, il diagonale di Santoro, la risposta di Mulas con i piedi. Nuorese vicina al pareggio. Riparte adesso l'Ossese con lo stesso Muresu. Lancio nella zona di Pintori, di petto Nurra, appoggia per Pinna, pallone di ritorno per lo stesso Nurra. Nurra Pinna, quindi Cocco, pressato da Valenti, finisce giù il capitano della Nuorese. Calcio di punizione in favore della squadra verde-azzurra. Sul pallone lo stesso Cocco che gioca su Pinna, da Pinna a Usai, buono il corridoio, pallone al centro messo da Usai, fa buona guardia a Valenti, quindi Casu alza un campanile nella zona di Saba che controlla il pallone sull'intervento di Varrucciu, prova a partire Saba che va via a Varrucciu che lo mette giù, calcio di punizione, attenzione, Varrucciu va a scusarsi con l'attaccante ospite, questo non è sufficiente per evitare il cartellino giallo, il primo della partita, all'indirizzo di Simone Varrucciu. Rimane a terra Saba nel frattempo. Gioco fermo, è necessario l'intervento della panchina, ma Saba resta regolarmente in campo e va a guadagnare la sua posizione a centro area con Pintori incaricato della battuta di questo calcio di punizione da destra. Soluzione Mancina, ma attenzione perché Trini chiede l'intervento dell'arbitro, poi arriva il fischio, quindi Ragazzu forse con un braccio, riparte la Nuorese con Cocco. Cocco vede il ritorno di Zinellu, ma riesce a lanciare per Santoro. Santoro a centro area, non riesce a mettere al centro per Ragazzu che nel frattempo si era ritrovato solo nell'area piccola. Provvidenziale chiusura di Sabino e calcio d'angolo per la Nuorese. Qui Ragazzu riprende Santoro, in qualche modo ha ritardato il passaggio dalla destra della Nuorese. Intanto calcio d'angolo dalla bandierina di destra, c'è Giulio Pinna, pallone al centro, arriva Antonio Cocco in anticipo, alimenta l'azione Peana per Pinna, mette nuovamente il pallone sul sinistro Pinna, Valenti respinge, quindi corda di testa in una zona dove ci sono solo maglie bianconere, prova a ripartire l'Ossese, ma arriva Usai prima di tutti, c'è Cocco sul settore di destra, il cross di Cocco troppo sul portiere. In due tempi Mulas, ma intanto l'arbitro ferma il gioco perché c'è un giocatore dell'Ossese a terra. Dovrebbe trattarsi di Chelo.
lascia momentaneamente il campo. Tanto il rinvio di Mulas nella zona di Saba, arriva Peana a chiudere la diagonale, servizio per Trini, parte l'Ossese con Zinellu, Zinellu prova a mettere per Pintori, interrompe l'azione per un attimo la Nuorese, ma c'è ancora Zinellu, limite dell'area, il pallone per Contini, al volo il capitano dell'Ossese, blocca Trini, non è riuscito a dare potenza e precisione al suo tiro. Numero 7 Contini. Tanto ancora in 10 uomini l'Ossese e si rende necessario il cambio per la squadra bianconera. Probabilmente alla prossima interruzione che arriva adesso c'è il fallo su Santoro. Non riprende ancora il gioco e l'arbitro autorizza il cambio, esce Chelo, buona gara la sua, un palo e un gol, fatto vedere anche oggi di essere uno dei migliori attaccanti nel panorama dilettantistico regionale, al suo posto Foddai con il numero 13. Un attaccante per un attaccante, intanto calcio di punizione per la Nuorese con Peana che gioca all'indietro sulla Pia, la Pia a Trini, controlla Trini e serve Varrucciu sul settore di sinistra, porta palla Varrucciu, palla lunga per Usai, chiude Casu, quindi Cocco anticipato dall'intervento di Pintori che dialoga con Casu, intercetta Nurra, quindi Pinna, serie di batti e ribatti, la rimessa laterale è per la Nuorese, Nurra gioca su Corda, deve girarsi Corda e alleggerire su Varrucciu che gioca per Peana, tanto sale la pressione dei 3 giocatori dell'Ossese, tra cui il neoentrato Foddai. Da Foddai alla Pia che deve rifugiarsi verso Trini, controllo di Trini un po' difficoltoso sulla pressione di Foddai, gioca comunque in maniera efficace per Varrucciu che lancia in avanti dove c'è Ragazzu, controllo di Ragazzu, le finte su Cocco, ancora Ragazzu, pallone all'indietro per Pinna, non se la sente di tirare, c'è Corda, arriva sulla destra Peana, manovra avvolgente della Nuorese, da Peana a Santoro, troppo corto il passaggio, legge bene la situazione Contini, difende il pallone Contini che poi va via a Santoro, tocca per Saba, Saba manda sullo spazio Foddai che va via alla Pia, quindi Pintori 1 contro 1 con Nurra, Pintori le finte, chiude la Pia che poi mette fuori, pallone per Cocco, dall'altra parte quindi Usai per Ragazzu, prova a distendersi in contropiede della Nuorese, Ragazzu per Cocco, chiude tutto Casu se non andiamo errati, quindi Corda che dialoga con Usai, si accentra l'esterno mancino della Nuorese, da Usai a Peana, chiude tutto anche stavolta Contini, legge sempre in anticipo queste situazioni, riparte la Nuorese, lo fa con la Pia che gioca su Trini, Trini per Varrucciu, quindi Corda, va via Pintori, Corda tocca su Cocco, inseguito da Casu, Cocco si porta il pallone sul destro, poi gioca all'indietro per Nurra,
quindi Varrucciu, il lancio in profondità per Cocco che non riesce a controllare, poi entra comunque in possesso di palla, il cross di Cocco, ci arriva Valenti che mette fuori di testa, quindi Pintori rilancia in una zona dove non ci sono maglie bianconere e in anticipo Varrucciu che copre l'uscita del pallone, primo cambio anche per la Nuorese, sta per entrare Andrea Piredda. A lasciargli il posto sarà il numero 3 Nurra, assetto più offensivo per la Nuorese. Piredda è un giocatore d'attacco, vediamo come andrà a schierarsi la squadra di Marco Sanna. Ci sembra un 4-2-3-1 con Cocco alle spalle di Ragazzu, Piredda e Usai larghi sulle fasce. La Pia gioca su Peana, lancio lungo a cercare Ragazzu e in anticipo Muresu, quindi Contini. Da Contini a Saba, pescato in posizione di fuorigioco, mette a terra a corda, ma l'arbitro fa rettificare la posizione del pallone, quindi Nuorese che può ripartire adesso con Pinna che gioca su Cocco, da Cocco alla Pia. Poi in difficoltà la Pia, sale la pressione degli attaccanti dell'Ossese, la Pia si rifugia su Trini, da questi a Santoro sulla sinistra. Santoro che dunque va a fare l'esterno basso, giocatore molto duttile, ha giocato in diversi ruoli in questo mini campionato. Intanto c'è il fallo di Antonio Cocco su Ragazzu, calcio di punizione in favore della Nuorese. Siamo al 13° del secondo tempo, avanti l'Ossese per 3-2. Tanto il pallone di ritorno di Usai per Peana, malinteso 3-2, non era andato sulla corsa il numero 2 della Nuorese e dunque sostanzialmente un pallone regalato a Mulas che osserva il piazzamento dei compagni, poi mette a terra il pallone, il suo rinvio a cercare Saba, anticipo pulito di Varrucciu, da questi a Pinna. Pinna lancia Piredda sulla sinistra, il controllo di Piredda che dialoga con Ragazzu che mette in movimento Santoro, tocca male Santoro che si porta il pallone in out. La rimessa con le mani è per l'Ossese con Casu. Casu gioca su Foddai, pressato da Piredda, quindi l'intervento in raddoppio di Pinna è falloso. Rimangono in due a terra per l'Ossese, uno è Foddai, l'altro è Zinellu. Si avvicina a Valenti per la battuta del calcio di punizione. Valenti e Antonio Cocco che hanno invertito le proprie posizioni al centro della difesa in questo secondo tempo. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Valenti a cercare Pintori, copre l'uscita del pallone Santoro e ci sarà la rimessa in favore della Nuorese. Tanto movimenti ancora sulla panchina dell'Ossese, forse un doppio cambio alle viste. Intanto riparte la Nuorese con Usai, si è allargato Cocco, Usai lo ignora, prova la conclusione personale dalla lunga distanza, palla alta sopra la traversa, un solo cambio per l'Ossese, esce Sabino, al suo posto Secchi con il numero 14. Esce dall'altra parte il numero 11 dell'Ossese
ed è pronto a entrare il numero 14 Secchi. Il rinvio di Mulas a cercare Saba, solito duello con Barrucciu. Interviene Corda, quindi Usai lancia per Cocco, pallone di ritorno per Usai, affronta Muresu, il cross mancino, Ragazzu la stoppa, poi viene fermato dall'intervento di Casu, ma ancora Nuorese in possesso palla con Piredda, quindi il cross di Santoro a cercare Ragazzu, scavalcato dal pallone, ma Nuorese che alimenta l'azione con Cocco, altro rinvio di Muresu, quindi Saba in anticipo, Fodai lo lancia sullo spazio, troppo lungo il pallone. Anche questa era una buona idea. È mancata però la precisione nell'ultimo passaggio. Qui Cocco, affrontato da Contini, che gli porta via il pallone con l'aiuto di Fodai. Altro lancio in verticale per Saba. Ancora la Nuorese a chiudere, quindi Santoro, il rimpallo che favorisce Piredda, entra in area di rigore Piredda, il mancino e la palla in rete, Andrea Piredda, come all'andata, realizza il gol del 3-3 al 17° minuto della ripresa. La freddezza di Andrea Piredda, il suo diagonale sinistro, non lascia scampo a Mulas, si ritorna in parità. Giovane classe 2002 ha saputo approfittare di un assist involontario, di un rimpallo. Poi tutta la freddezza del giovane attaccante verde-azzurro. E siamo tornati in parità al Franco Frogheri, mentre entriamo nel 18° minuto, 3-3 tra Nuorese e Ossese, esattamente come all'andata, ma con ancora almeno mezz'ora da giocare. Qui Pintori, chiuso da Santoro a corda, di prima intenzione per Cocco, pressato da Valenti, quindi Piredda tiene il pallone in campo, contrastato da due giocatori, riesce ad andare via Piredda, quindi Corda messo giù da Zinellu, non c'è fallo, arriva Secchi, da Secchi a Fodai, riesce a mettere il pallone al centro, chiude la Pia che poi evita il calcio d'angolo, Fodai torna in possesso palla, pressato dalla Pia, pallone che esce, non c'è fallo neanche stavolta, resta a terra la Pia, la rimessa laterale è verde-azzurra e intanto un altro cambio per l'Ossese tra pochi minuti. Si rianima la partita, il primo quarto d'ora del secondo tempo non è stato certo all'altezza della spettacolarità del primo. Ci ha pensato Andrea Piredda con il suo gol e adesso abbiamo visto la pronta reazione dell'Ossese, pericolosa con questo cross basso di Fodai che non è arrivato a destinazione per la chiusura di La Pia. Ancora gioco fermo. Vediamo se l'arbitro prima della ripresa del gioco darà l'autorizzazione al nuovo cambio per l'Ossese. Pronto a entrare Dettori con il numero 18. Gioco che intanto riprende, il cambio si farà alla prossima interruzione. Adesso è Trini a manovrare all'interno dell'area di rigore. Trini chiede movimento ai suoi compagni, nel frattempo porta il pallone oltre la sua 16 metri, sceglie Piredda, non si alza la bandierina, riparte l'Ossese, ma poi Barrucciu chiude tutto, arriva ancora Piredda contro Zinellu, il contrasto stavolta falloso, calcio di punizione in favore dell'Ossese. Valenti sul pallone, ma attenzione perché arriva un cambio per parte anche nella Nuorese. C'è una sostituzione, uscirà il numero 5 La Pia
Al suo posto De Solis con il numero 13. Non dovrebbe cambiare nulla nello scacchiere di Marco Sanna, con De Solis che va a sistemarsi nel ruolo di difensore centrale. Dovrebbe arrivare anche il cambio per l'Ossese e Zinellu a lasciare il campo con il numero 2. Al suo posto Dettori, ma vediamo anche Madeddu a bordo campo. Uscirà Pintori ed entra Madeddu, quindi facendo due conti sono 1, 2, 3, 4 e 5 cambi per la squadra bianconera. In realtà sono 4 i cambi dell'Ossese, sono entrati Foddai, Secchi, Madeddu e Dettori, quindi sono 4 i cambi per la squadra bianconera, ancora uno a disposizione. Parte la Nuorese con Trini. Quindi Peana che lancia in profondità per Cocco, impreciso il passaggio, palla che finisce direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani è per l'Ossese, il nuovo entrato Dettori, gioca su Muresu, quindi Foddai resiste alla carica, poi lancia in profondità per Saba. Il tiro verso la porta di Trini, ha optato per la soluzione più difficile, ma attenzione perché c'è un altro tentativo per Contini. Dicevamo, Saba ha optato per la soluzione più difficile, si stava smarcando a centro area Foddai. Intanto ci prova ancora Contini, una deviazione, palla per Trini che lancia Piredda, a spazio Andrea Piredda in contropiede, lungolinea per Ragazzu. Ragazzu controllato da Valenti, gioco di gambe di Ragazzu che poi si rifugia su Santoro, da Santoro a Piredda, pressato Piredda dall'intervento di Madeddu e di Foddai, cerca di tenere il pallone Piredda che non guadagna nemmeno il calcio d'angolo, si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore dell'Ossese. Quando siamo a metà ripresa, entriamo ora nel 24esimo minuto di gioco al Franco Frogheri. Risultato di 3-3. Se la prende un po' con comodo Mulas. Il suo rinvio a cercare Saba. Fa buona guardia De Solis, poi Peana alleggerisce su Trini. Tocca ancora per De Solis. Quindi Trini. Lancio lungo a cercare Piredda, l'anticipo di Casu alimenta l'azione Pinna, quindi Ragazzu su Casu, non c'è il fallo di mano richiesto dalla Nuorese. Alleggerisce qui Casu per Mulas, qui Varrucciu controlla molto bene, poi mette in movimento Santoro, da questi a Cocco, va via Valenti, la manata di Cocco considerata fallosa, va a scusarsi Fabio Cocco con Valenti, riparte l'Ossese con Dettori che gioca su Muresu, da questi a Secchi, tenta il dialogo con lo stesso Dettori, si inserisce nell'azione Contini ma fa buona guardia Corda che innesca Usai va via Muresu, quindi Ragazzu sbaglia il pallone di ritorno. Mauro Ragazzu può giocarla all'Ossese con Antonio Cocco, lancio per Contini, guadagna metri Contini, poi scarica su Madeddu, qui il tiro in porta, attenzione perché c'è una seconda possibilità con Saba che serve Secchi,
che da pochi passi di testa fa 4-3. L'Ossese trova il nuovo vantaggio. Azione prolungata con un primo tiro in porta, se non andiamo errati, del giocatore numero 17 Madeddu. E quindi il gol del 4-3 in favore dell'Ossese, che torna avanti quando i minuti di gioco sono 26 nel corso del secondo tempo. Il neoentrato Secchi si presenta così, intanto l'arbitro fa rettificare il calcio d'avvio per la Nuorese. Nuorese che riparte con Peana, si accentra Peana, contrastato regolarmente da Contini, irregolarmente dal numero 7 dell'Ossese, in collaborazione con Saba, stavolta nelle vesti di assist man, il numero 8 della squadra ospite, che aveva realizzato il gol del momentaneo 3-2. Intanto si prepara a entrare anche Alessandro Manca. Mister Sanna non vuole lasciare nulla di intentato per evitare la sconfitta. De Solis gioca su Pinna, spazio Pinna, trova un corridoio per Cocco, chiuso dall'intervento di Muresu, ma resta la Nuorese in zona d'attacco con Usai, inseguito da Contini. Si ferma Usai. Non si trattava di Contini ma di Dettori, che gli tocca via il pallone, guadagna una rimessa laterale, squadra verde-azzurra in zona d'attacco. Quindi Usai, pallone al centro, chiude bene Secchi, poi Cocco prova a lasciar sfilare ma la palla non è uscita. E qui attenzione perché il disimpegno dell'Ossese è un po' difficoltoso ma comunque efficace, con Contini inseguito da Usai, palla lunga a cercare Saba, va a vuoto lui, va a vuoto anche De Solis, rimedia Varrucciu che gioca su Trini. Il rinvio di Trini nella zona di Piredda, tenta la sponda Piredda, va a chiudere Valenti ma poi Piredda gioca su Santoro, da questi a Ragazzu, corretto l'anticipo di Antonio Cocco, e poi a perfezionare il disimpegno c'è Casu, quindi il rimpallo che favorisce Foddai, lancio per Saba, chiude bene De Solis, quindi Corda lancia per Cocco, da Cocco a Usai, la posizione è regolare, entra in area Usai, si allunga il pallone, la chiusura di Cocco, la palla rimane lì, non c'è nulla, rinvia la difesa dell'Ossese che riparte con Dettori. Pallone che ha danzato pericolosamente nell'area piccola della squadra di casa, intanto il pallone è stato messo fuori. Qualche problema forse per Ragazzu. Vicino al gol del pareggio la Nuorese. Corda restituisce il pallone alla squadra avversaria, lascia sfilare a fondo campo Mulas. Che osserva il piazzamento dei compagni, lancia lungo nella zona di Saba, in anticipo De Solis. Il duello tra Muresu e Usai con il terzino sinistro dell'Ossese che mette in fallo laterale. Batte Peana per De Solis, quindi Varrucciu, Pinna, da Pinna a Santoro, di prima intenzione per Ragazzu, in qualche modo il pallone arriva a destinazione, lo controlla Ragazzu che evita l'intervento di due avversari, poi gioca all'indietro per Varrucciu, da Varrucciu a De Solis, quindi Cocco si abbassa per ricevere questo pallone, poi gioca all'indietro per De Solis, quindi Varrucciu, la pressione di Foddai, larga a sinistra dove c'è Santoro,
da Santoro a Piredda, a spazio Piredda che chiama all'azione Pinna, non si capiscono i due compagni, palla che finisce direttamente a fondo campo. Arriva un nuovo cambio per la Nuorese, il numero si legge o non si legge, ma dovrebbe essere il numero 11, Usai a lasciare il campo. Altra punta in campo per la Nuorese, entra Alessandro Manca col numero 19. Quando siamo al 31esimo minuto di gioco, esce tra gli applausi Usai, anche lui a segno in questa sagra del gol, con il momentaneo 2-0. Sembrava poter prendere il largo la Nuorese nel primo quarto d'ora, con il gol di Ragazzo di Usai, è arrivata pronta la reazione della squadra ospite, che intanto effettua un ultimo cambio con l'ingresso di Gueli al posto di Contini. Dicevamo al doppio vantaggio della Nuorese, la risposta bianconera firmata Valenti, Chelo e Saba a chiudere il primo tempo sul 3-2. Sussulto della Nuorese con il pareggio di Piredda al 17esimo del secondo tempo e poi il gol di Secchi al 26esimo a riportare avanti la squadra di Francesco Cossu, che ricordiamo è subentrato all'allenatore Giuseppe Cantara, che si è dimesso per motivi personali. A lui l'augurio di un pronto rientro in campo per uno dei tecnici più preparati del nostro calcio regionale. Tanto fuori misura il cross di Alessandro Manca. Gioca corto Mulas, invita all'azione Antonio Cocco, non è per Madeddu che gira di prima intenzione per Saba, fischiato fuori gioco di rientro, calcio di punizione per la Nuorese. Quindi Pinna mette in movimento Piredda troppo alto, il passaggio, non ci arriva il numero 20 della Nuorese, rimessa laterale, Nuorese che prova a portare un po' di pressing nella tre quarti ospite, va Casu lungolinea a cercare Madeddu, quindi Saba prova ad andare via a Varrucciu, vince questo duello guadagnando una rimessa laterale. Si fa vedere Casu sul punto di battuta. Qui il nuovo capitano dell'Ossese, si tratta di Secchi. Quindi Gueli prova ad allargare il gioco, il neo entrato nella squadra ospite legge bene la situazione peana, quindi Trini porta palla all'estremo difensore della Nuorese, si fa vedere Santoro, ma Trini batte lungo nella zona di Alessandro Manca, la spizzata di Manca nella zona di Cocco, fa buona guardia Muresu che poi colpisce male, palla che finisce in fallo laterale e c'è l'ammonizione per Alessandro Manca, quindi si dovrà riprendere con un calcio di punizione in favore dell'Ossese. Punito un braccio troppo largo di Alessandro Manca su Antonio Cocco. Gioco che riprende con Mulas. Mulas lancia sulla sinistra nella zona di Dettori, quindi Gueli da questi a Muresu, non si chiude il triangolo, Ossese che guadagna una rimessa laterale ancora con Muresu,
Muresu gioca lungo su Foddai, pallone che scavalca lui, poi c'è il tocco di Saba per Dettori, ancora Saba, ci arriva Trini, c'è stata anche la segnalazione di una posizione di offside, pregevole comunque l'assist di tacco di Saba per Foddai. Riparte la Nuorese, concorda che allarga sulla sinistra dove c'è Santoro, prova a distendersi la squadra di casa, da Santoro a Piredda, solito duello con Casu, Piredda cerca di guadagnare il fondo, poi mette un cross improbabile anche per la pressione del suo marcatore, palla che finisce direttamente sul fondo. La rimessa per Mulas, non ha fretta di ripartire l'Ossese adesso in questi ultimi 9 minuti di gioco. Adesso il rinvio di Mulas, altro duello tra Saba e De Solis, stavolta c'è il fallo dell'attaccante, calcio di punizione per la Nuorese. Ragazzu allarga su Cocco nel settore di destra, pallone per Manca, posizione irregolare e calcio di punizione per l'Ossese. Intanto in momenti dovrebbe arrivare il quinto cambio per la squadra di casa. Dovrebbe essere Luigi Nurra a guadagnare il terreno di gioco. L'invio di Mulas, cercare il solito Saba, respinge la difesa della Nuorese su Secchi, da Secchi a Madeddu, si sovrappone Casu, Madeddu si accentra e poi arriva la chiusura di Santoro, c'è Manca, spazio, l'attaccante della Nuorese si ferma, Manca pressato da Gueli, il fallo di Gueli su Manca, calcio di punizione. Può tirare un sospiro di sollievo la Nuorese perché i due compagni nel frattempo erano finiti in fuorigioco, sia Ragazzu che Santoro. Sarà Luigi Nurra a entrare in campo al posto di Giulio Pinna, ultimo cambio per la Nuorese. In campo l'altro gemello, che rispetto al fratello ha avuto meno spazio in queste ultime partite. Ricordiamo gli ultimi impegni previsti per il prossimo fine settimana. L'Ossese ha deciso di anticipare a venerdì il saluto ai suoi tifosi al Walter Frau contro il Bosa. La Nuorese invece sarà impegnata allo stadio San Biagio di Villasor contro la San Marco a Semini. Tanto Santoro contro Madeddu, il cross di Santoro, ci arriva Gueli, ma attenzione perché prende posizione Ragazzu, fallo in attacco dell'attaccante verde-azzurro, che viene anche redarguito dal signor Pani. Il rinvio di Mulas, ancora una volta Saba per primo sul pallone, quindi Madeddu affrontato da Santoro riesce a prendere la posizione Madeddu, quindi Casu si continua a giocare, poi l'arbitro ferma il gioco per il fallo precedente ai danni di Madeddu, si lamenta Saba che era scattato sulla destra in completa solitudine. Non ha applicato in questa occasione la regola del vantaggio il signor Pani, calcio di punizione per l'Ossese sul pallone Gueli. Da Gueli verso il centro dell'area di rigore, forse una spinta su Peana non ravvisata dall'arbitro. Cocco va a chiudere su Dettori, ci sarà la rimessa in favore dell'Ossese. Muresu sul punto di battuta si avvicina a ricevere proprio l'ex giocatore della Torres Mattia Gueli.
quindi prova a partire Dettori, non Muresu, guadagna un'altra rimessa laterale, ancora il numero 18, ancora per Gueli, pressato da Luigi Nurra, va via Gueli, danza sulla linea di fondo campo, poi il suo cross viene ribattuto da Peana e ci sarà calcio d'angolo in favore dell'Ossese. Ora Dettori dalla bandierina, intanto vengono avanti Secchi e Valenti, il cross al centro, respinge, manca sul primo palo, quindi Ragazzu fa partire la Nuorese con Corda che serve Ragazzu, impreciso il passaggio e Muresu chiude toccando all'indietro per Mulas, il suo rinvio nella zona di Secchi, controlla Secchi, alleggerisce su Casu, suo lancio direttamente in fallo laterale, rimessa per la Nuorese, si incarica Santoro che batte lungo su Cocco, chiude Casu, quindi Secchi, colpo di testa stavolta di Luigi Nurra, arriva De Solis, De Solis tocca all'indietro per Peana, Peana per Varrucciu, Varrucciu per Santoro, Santoro cerca, manca ma chiude Valenti, può ripartire il contropiede dell'Ossese con Dettori, chiuso da Nurra, forse un intervento sul pallone ma in ogni caso esagerata la munizione all'indirizzo del numero 15 della Nuorese. Altro cartellino giallo dunque. Con Gueli sul punto di battuta. Prende il fischio dell'arbitro Gueli, gioca corto su Antonio Cocco, la sventagliata direttamente tra le braccia di Trini che rimette lungo, palla che supera la linea di metà campo, arriva Manca, arriva anche Valenti, Madeddu allunga, quindi Saba tenta il controllo, ci riesce ancora una volta con il tacco, altra giocata pregevole del numero 8 dell'Ossese, scarica su Dettori, quindi Gueli, da Gueli ancora sulla sinistra, il cross al centro, mette fuori De Solis, Ossese che resta in zona d'attacco con un'altra rimessa laterale, si avvicina a Muresu sul punto di battuta, poco più di un minuto e mezzo al 90°, poi ci sarà il recupero, adesso un'altra palla insidiosa verso il centro, Ossese che guadagna una rimessa laterale con Madeddu che ha protetto il pallone, lascia a Casu questa rimessa, Casu gioca all'indietro per Secchi che alza un campanile, ci sono De Solis e Foddai, c'è anche una posizione di fuorigioco e dunque può ripartire la Nuorese, ultimi minuti per le ultime speranze dei verdi-azzurri di raggiungere il pareggio, conduce l'Ossese per 4-3. Invio di Trini a salire la linea, attenzione perché c'è Varrucciu, posizione irregolare, aveva messo in rete Varrucciu, le proteste dei giocatori della Nuorese perché Varrucciu sostiene di essere partito da dietro, forse in fuorigioco altri giocatori della Nuorese ma non il difensore in proiezione offensiva. Intanto saranno 5 i minuti di recupero, va Mulas al rinvio a vuoto Madeddu e Santoro, ci arriva Saba,
Saba contro Varrucciu che lo chiude in fallo laterale. La rimessa è per i bianconeri. Si avvicina a Casu, senza fretta osserva il piazzamento dei compagni. Casu cerca Saba, spalle alla porta, controllato da Varrucciu, si gira Saba, resiste alla tentazione di andare giù, poi tocca all'indietro per Secchi, pallone al centro, chiude De Solis, alimenta l'azione Muresu, nella zona di Dettori contro Peana, tocco per Gueli, ora per Dettori, quindi Muresu al centro, in una zona dove c'è Casu, che incrocia molto bene di testa, palla fuori ma davvero di un soffio, ottimo l'inserimento di Casu, non c'era fuorigioco. Altra occasione per l'Ossese per aumentare il proprio vantaggio, tanto ancora bianconera in avanti con Dettori cerca Saba, il pallone è fuori misura, intercetta Trini che mette subito in movimento Santoro, si ferma Santoro, lancia per Manca, la sponda, interviene Madeddu, quindi Secchi, impreciso il passaggio per Foddai, stavolta in controtempo, la rimessa è per la Nuorese, se ne incarica Corda lascia a Santoro, quindi Trini, gioca lungo nella zona di Alessandro Manca, il duello aereo con Valenti che in qualche modo alla meglio, facendo ottenere all'Ossese la rimessa laterale, non dello stesso avviso Bognolo, sembrata abbastanza chiara la rimessa in favore degli ospiti, inverte tutto il signor Bognolo e la rimessa dunque per la Nuorese in zona d'attacco, palla a Corda contrastato dalla difesa dell'Ossese che mette via, arriva De Solis, quindi Trini lancia lungo nella zona di Varrucciu che cerca di andare a contrasto ma in anticipo Mulas che poi va giù per perdere qualche secondo prezioso a questo punto della gara. Ancora 2 minuti e 15 da giocare. Il rinvio di Mulas nella zona di Saba, anticipato da De Solis, Ossese che guadagna un'altra rimessa in zona d'attacco. Casu chiede ragguagli sulla posizione all'arbitro, poi gioca corto su Secchi. Intervento di Piredda su Casu e c'è anche un accenno di reazione. Vediamo cosa succede. Ammonito Piredda. Entrata in ritardo del giovane attaccante della Nuorese. Annota sul taccuino il direttore di gara, gioco che ancora non riprende. Sul pallone Mattia Gueli, Ossese che dopo aver trovato il vantaggio ha gestito abbastanza bene il suo vantaggio senza correre particolari rischi, se non nel fuorigioco contestato da Varrucciu. Tanto Madeddu punta Fabio Cocco, le finte, scusate, di Dettori, non di Madeddu, gioca all'indietro su Muresu, pallone al centro per Madeddu che mette in movimento Dettori, a spazio Dettori, si accentra, il suo tiro direttamente tra le braccia di Trini, prova a ripartire la Nuorese, Trini mette a terra il pallone, il rinvio nella zona né di Ragazzu né di Varrucciu ma di Secchi, prova a partire con un'altra ripartenza l'Ossese, Gueli lancia Saba e su questo tiro finisce la partita.
7 gol e tante occasioni, vince l'Ossese per 4-3. Andiamo in sequenza all'11° al 9° minuto del primo tempo, il vantaggio verde-azzurro con Ragazzu, quindi al 14° Usai porta la squadra di Marco Sanna sul 2-0, da qui la rimonta dell'Ossese, al 21° Valenti, al 26° Chello, al 43° del primo tempo il 3-2 firmato da Sabba, Nuorese che trova il pari al 17° minuto della ripresa con Piredda e al 26° sempre della ripresa il sigillo definitivo di Secchi. Fair play in campo, noi possiamo dire che siamo in chiusura. Ringrazio Luca Multinedu per l'assistenza alle immagini e alla regia. La Nuorese si congeda così dal suo terreno amico, dal Franco Frogheri. Ultima partita a Villassor domenica con la San Marco. Per l'Ossese venerdì c'è il Bosa. Non mi resta che ringraziare chi ci ha seguito da casa, dalle pagine di Mondo Verde Azzurro e dalla pagina dell'Ossese. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata.